Guarda che io ci ho provato a dire togliamo i gattini, mettiamo qualcos'altro. No, 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 non toccarli i gattini ai nostri ascoltatori, guarda, perché loro la prendono come una situazione di irriverenza verso i giornaloni, verso un certo modo di fare giornalismo che noi non condividiamo, che noi condanniamo, che cerchiamo di evitare o comunque che vi segnaliamo. Ecco, questo è più o meno il significato di questo pezzo del Rossini che nessuno conosce e che non conoscevamo neanche noi prima che il nostro condirettore Giulio Cainarca lo mettesse in onda ogni mattina alle 7:28. Giorno. È tornato anche Francesco, ma guarda queste cose belle del martedì, ma minimo, ma minimo. E poi ci siete voi, cari ascoltatori, grazie a chi accende la radio a quest'ora, non ci fa caso più di tanto può girare per la casa tranquillamente, tanto io urlo, parlo ad alta voce e quindi anche se siete in salotto, se andate in bagno un attimo, mi sentite? Mi sentite perfettamente anche dal cesso, vai tranquillo. La nostra è anche una radio d'accesso. D'accesso di apostrofo, il buongiorno si sente dal Varin, certamente, rassegna stampa, così si dice ogni mattina dalle 7:30 alle 9:30, con i vostri messaggi che mi rincuorano perché mi fate vedere che ci siete, sai, a volte anche a uno speaker che parla in un microfono da quasi 50 anni, ogni tanto gli viene il dubbio, diceva, ma c'è qualcuno che ascolta? Fatemelo sapere, ditemi sì, ci sono, ti sento sempre, ma è la prima volta che ti scrivo. 3406709 659 per i vostri messaggi WhatsApp, solo WhatsApp, ormai gli SMS sono passati, chi ancora spedisce gli SMS, solo la team, che cavolo. Naturalmente avremo modo anche di sentire le vostre voci, oltre che tramite WhatsApp, se siete chiacchierini potete farmi anche un audio, un video, a partire dalle 9. Apriremo le linee allo 0292 94 7222, memorizzate questi numeri che vi servono poi nel corso della giornata e sentiremo dalla vostra viva voce i commenti alla giornata. Oggi è martedì. Chi arriva alle 9:40? Chi arriva alle 9:40? Ti guardi intorno, dici chi potrebbe scendere dalle scale? Proprio lui, Claudio Borghi Aquilini. Lo avremo in diretta alle 9:40 per commentare il mondo che sta cambiando e sai, se stai a casa una settimana, non parli in radio per una settimana, la settimana dopo che c'è completamente diverso, La guerra dei mondi. Questo è un titolo molto significativo del quotidiano La Stampa di quest'oggi che tra poco vediamo. Il buongiorno si sente dal Varin, ma naturalmente anche dalle prime pagine che sentiremo tra poco, ma ancora meglio dall'agenzia, che ansia, ANSA, l'ONU approva la risoluzione USA sull'Ucraina, Russia e Cina a favore. Trump riceve Macron, la guerra può finire presto, capite insomma di come il mondo sta cambiando, questo ha detto che entro qualche settimana la guerra finisce. Il presidente americano, vedrò Zelensky questa settimana o la prossima, ed elogia la premier italiana, Meloni è una grande leader. Putin, l'Europa può partecipare alla soluzione del conflitto, la Lega nessun soldato italiano sul territorio ucraino. Chiaro che adesso il prossimo argomento sul tavolo in ogni talk show sarà questo. Allora, i soldati ce li mandiamo oppure no in Ucraina? Non guardate me perché sono impegnatissimo qui in rassegna stampa, non posso fare la rassegna stampa dal carro armato, è improponibile, c'è casino, non mi si aprono le pagine dei giornali. Che scuse banali, Sammy Varin. Andiamo sul sito del Corriere, andiamo. Papa Francesco, ansia e veglie, condizioni ancora critiche, la prognosi resta riservata, ma c'è un lieve miglioramento. Questa l'apertura del sito del Corriere. Vediamo Repubblica. Dopo tutte le pubblicità del mondo mi si apre, gli Stati Uniti votano con la Russia contro Kiev
l'Occidente si spacca al G7 e all'ONU. Insomma, una rottura totale che cercheremo di capire oggi dai quotidiani. Putin incassa, Zelensky tossico, Zaluzhny, cioè, le mingan suo amiche, non è un suo amico, ma questo se n'è andato, è andato in esilio in Inghilterra. Zaluzhny è più popolare di lui. Ti immagini Zelensky come si è incassato? Dice, come? Zaluzhny è più popolare di me? E apre a Trump sulle terre rare. Ok. State calmi, ce la possiamo fare anche oggi. Faremo una rassegna stampa corposa, come un corpo un po', come si può dire, curvi, ecco. Come un Sammy Varin in versione femminile che tanto ancora piace a qualcuno, no? Sammy Varin femminile, nel senso la fluidità, distribuiscono libri gender nelle scuole. Non è vero che era gender, perché c'era quel bambino che metteva le scarpe della zia coi tacchi, ma non ce n'erano altre, dico io. Tra poco vi leggo, non sto sparando cacchiate, è tutto vero. Qualunque battuta io dico, sappiatelo da sempre, io mi baso sempre su fatti reali, a volte stronzate, però sono sempre fatti reali. E allora andiamo sul quotidiano Avvenire, cominciamo con la preghiera. Divisi pure all'ONU, scrive oggi Avvenire. Zelensky dovrebbe firmare in settimana alla Casa Bianca l'accordo con gli Stati Uniti sulle terre rare. USA e i paesi europei non trovano un'intesa sulle risoluzioni a 3 anni dall'invasione. Il nodo dell'integrità territoriale dell'Ucraina. L'Italia sostiene entrambe le posizioni, così siamo sicuri di non sbagliare. Il ciclone Trump fa irruzione all'Assemblea Generale dell'ONU e al G7. Il comunicato congiunto per i 3 anni dallo scoppio della guerra in Ucraina mette a nudo le differenti visioni tra Stati Uniti e Unione Europea. I tentativi, condotti soprattutto dal presidente francese Macron, di recuperare un minimo di unità ottengono solo l'effetto, un po' paradossale, di un voto di astensione degli Stati Uniti al loro stesso documento alle Nazioni Unite, non condividendo le modifiche apportate al testo iniziale proprio sulla spinta dell'Unione Europea. L'ultima versione riceve 93 sì, meno del 141 dei voti toccati negli anni scorsi, 65 astensioni, 18 no, con gli Stati Uniti accomunati a Russia e Bielorussia. In centropagina siamo sempre su Avvenire. Merz vince e si allea con SPD per fermare la destra di AfD. Vedi come la mette giù, semplice e facile. Poi alle 9:40 arriva Claudio Borghi Aquilini e vediamo con lui com'è la sua foto. Subito il governo con i socialdemocratici. Siamo a 5 minuti dalla mezzanotte. Non lesina i toni drammatici Merz dopo una drammatica domenica elettorale che ha confermato l'AfD al secondo posto dietro la CDU. Merz avvia subito i negoziati con gli ex avversari dello sconfitto Scholz, il cancelliere uscente, e ha fretta. È stata una lunga notte di suspense, risultati finali per un soffio per appena 13.435 voti. BKV è rimasta fuori e questo fa sì che CDU, CSU e SPD, un tempo si sarebbe parlato di grosse coalition, abbiano 328 seggi, 12 in più della maggioranza minima di 316. In poche parole, avete capito, tutto cambia e non cambia nulla. Sarà nuovamente grosse coalition e, sentendo anche dei nostri ascoltatori tedeschi, è una roba che duraminga, come si dice a Milano, perché è una differenza di voti così piccina. Tra un anno si vota di nuovo in Germania. Per Papa Francesco lieve miglioramento, siamo sempre sul quotidiano Avvenire, l'insufficienza renale non preoccupa. Spostiamoci subito di quotidiano perché oggi sono tante le notizie, ma sono poche, nel senso che sono sempre quelle trattate in modo diverso da quotidiano a quotidiano, e vediamo un attimino come mette in pagina il Corriere della Sera. Il titolo principale in centropagina: forza di pace UE in Ucraina. Questo è il virgolettato. I leader dell'Unione a Kiev, ancora aiuti,
con noi entro il 2030, quindi 2030 entra in Europa Kiev, la Casa Bianca, la guerra finirà presto. Trump incontra Macron, ma all'ONU sconfessa l'Europa e vota con la Russia. Incontro Trump e Macron alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti, che all'ONU hanno votato con la Russia, parla di passo avanti per la pace, mentre il presidente francese ribadisce che l'Europa è disposta a diventare un partner più forte in materia di difesa e che diversi paesi dell'Unione e non solo sono pronti a inviare forze di pace in Ucraina. Putin, ha detto Trump, lo accetterà. I leader UE si sono trovati a Kiev con noi in Europa entro il 2030. Sempre sul quotidiano Il Corriere, naturalmente, c'è il Papa, ansia e veglie per il Papa, c'è un lieve miglioramento, è sereno, è un esempio l'arcivescovo Bruno Forte, ma poi ancora di spalla in centropagina la sorpresa Dan Bongino. Donald nomina vice dell'FBI la star dei podcast di estrema destra. Donald Trump ha scelto il podcaster di estrema destra Dan Bongino come nuovo vice direttore dell'FBI. L'ex agente dei servizi segreti e commentatore politico assume un incarico che di prassi viene dato ad agenti di carriera nel Bureau federale. Siamo sempre sul Corriere. Massimo Gramellini prende in giro il ministro Lollobrigida, Lissia gassata o Lollobrigida, ve lo evito tranquillamente ragazzi, non spariamo sulla Croce Rossa. Entriamo subito all'interno, sul Corrierone, a pagina 11 vi porto, perché Meloni vede più unità e incassa le lodi di Trump. Leadership molto forte, ci scrive nella retroscena oggi sul Corriere Monica Guerzoni. Lei ringrazia con un tweet, chiama Merz per lavorare insieme. Al G7 la Premier rivendica il sostegno all'Ucraina in questi 3 anni difficili. Intanto però di spalla c'è sempre la linea di Mattarella, severa condanna per la brutale aggressione russa di Marzio Breda. Siamo sempre sul Corriere, Germania verso la Gross Coalition, Merz pronto alla svolta sul debito. Il vincitore vuole l'ok all'allentamento del freno entro 30 giorni. Way. Roma, collaborazione sui migranti. Dal voto tedesco di domenica, in anticipo sulla fine della legislatura attesa per l'autunno, escono vincitori, cioè entrano in Parlamento 5 partiti. Il primo classificato è l'Unione Cristiano Democratica, con la costola bavarese dei cristiano-sociali. Per loro ha votato il 28,5% degli aventi diritto e il loro candidato cancelliere Merz riceverà l'incarico di formare un governo. Suoi alleati saranno probabilmente i socialdemocratici, che escono da 3 anni di governo con un fallimentare 16,4%, minimo storico. Poi ci sono i Verdi all'11,6% e la sinistra all'8,8%. Il secondo partito, e lo mette alla fine il Corriere, ma il secondo partito è l'ultradestra di AfD, con cui però tutti escludono di allearsi e su cui naturalmente si litiga anche in Italia, ad esempio all'interno del centrodestra. Nel centrosinistra lasciamo stare, perché quel campo largo ormai è veramente diventato un camposanto, però sui giornali si parla solo di centrodestra, sappiatelo. La Lega e le lodi AfD, ma l'unione a Bruxelles è lontana. Ve lo dico subito, a livello europeo ancora non si sa cosa potremmo fare. I tedeschi fuori dai patrioti dopo l'espulsione per le frasi sui nazisti. Il Carroccio dice collaboriamo, contano i voti. Leggiamo subito l'articolo di Marco Cremonesi quest'oggi sul quotidiano Il Corriere, così
ci facciamo un'idea di cosa sta succedendo in Europa, separati in casa, magari, ma separati. È molto difficile che l'AfD rientri tra i Patriots, l'Eurogruppo sovranista di cui fa parte anche la Lega. Nonostante il sostegno di Elon Musk, le lodi a Alice Weidel di Matteo Salvini e gli auspici di Viktor Orbán, AfD rimarrà nel suo Eurogruppo, Europa delle Nazioni Sovrane, ESN. Certo, nella pratica quotidiana Patriots e ESM non sono molto lontani. Il rapporto di collaborazione c'è, dice il capodelegazione leghista Paolo Borchia, e quel che conta sono i voti in aula, ma per il merge, la fusione, non c'è fretta. Se la sensibilità antitetica alla gestione dell'Europa negli ultimi anni si snoda tra 2 o 3 gruppi, può essere un arricchimento. Borchia non rinuncia alla puntura ai liberali di casa nostra che si accontentano che in Germania non ci sia un governo di destra e dimenticano che il loro sodale Lindner è rimasto fuori dal Bundestag. Per l'eurodeputata Silvia Sardone, noi lavoriamo e collaboriamo già ora in Parlamento, opponendoci alla maggioranza che sostiene la von der Leyen, e lei stessa ha confronti spesso positivi con l'AfD sull'opposizione al Green Deal. Ma il nostro, conclude la Sardone, è il terzo gruppo in Parlamento. L'obiettivo è diventare nel prossimo futuro il secondo gruppo. Insomma, nonostante il sentito plauso per AfD anche di Roberto Vannacci, l'era del mondo al contrario sta finendo, ha dichiarato, la fusione non è all'ordine del giorno. ESN è nato proprio all'indomani delle ultime europee e proprio perché AfD era stato cacciato dai patrioti. Dei 25 eurodeputati, il minimo per formare un gruppo, ben 14 sono di AfD. Seguono, con soli 3 deputati, i bulgari di Rinascita, i polacchi di Nova Nadzieja. Solo un eletto per Zemmour, che scavalcò a destra Marine Le Pen con Reconquête. Proprio i francesi del Rassemblement National avevano chiesto poco prima delle europee l'espulsione di AfD. Ricorderete, Marine Le Pen tutto vuole tranne che perpetuare la diabolizzazione, mescolandosi con certe ambiguità neonaziste. E un'intervista indulgente nei confronti dell'SS di Krah, poi costretto alle dimissioni dallo stesso direttivo di AfD, aveva fatto il resto. Il presidente del Rassemblement, Bardella, ha rinunciato al suo intervento al PAC dopo che Bannon dallo stesso palco aveva fatto una sorta di saluto nazista. In ogni caso, AfD perderebbe in risorse personali destinato a SM se andasse a confluire nei patrioti, ma soprattutto diversi partiti nazionali che aderiscono ai Patriots non hanno alcuna intenzione di aprire le porte a partiti che nei rispettivi paesi sono in competizione diretta. Così oggi Marco Cremonesi sul Corriere ci spiega a livello europeo cosa succede all'interno della destra. E vedremo adesso anche cosa succede nel nostro paese, in Italia. Ad esempio, sempre nello stesso paginone, Paola Di Caro scrive: dai popolari una vittoria che fa argine agli estremismi, ora la difesa comune europea. Chi dice codesta roba? Lo dice Tajani. Già, con la CDU-CSU al governo, l'Europa farà uno scatto. Lo scatto. Vabbè, così c'è Tajani, che poi parla naturalmente anche degli alleati. Salvini tifava AfD, quel partito ha posizioni inaccettabili, non ha niente a che vedere con la Lega, lo dice addirittura Tajani. Chiaramente, se vi interessa, vi sto invogliando, manco morti. A pagina 15 c'è Tajani del Corriere, va bene? No, ok, io ve l'ho detto. Chiaramente questo dissidio, tra virgolette, politico all'interno del centrodestra c'è anche su altri quotidiani, praticamente ne parlano tutti. Ma visto che sono sul Corriere, ci resto ancora un attimino perché esce fuori la verità, pagina 25, sul fronte della sicurezza. In Italia sempre meno omicidi, ma triplicano i killer minorenni. Uè, imparano ad ammazzare presto. Criminal Poll, il confronto tra 2023 e 2024, le vittime sotto i 18 anni passate dal 4 al 7%, quasi il doppio. Spaccio di droga,
regolamento di conti tra baby gang, scontri tra comitive per uno sguardo sbagliato, una parola di troppo, se ti sporco la scarpa vedi, perfino uno spintone a ricreazione, bulli che si trasformano in killer spietati da Milano a Napoli, nelle piazze della Movida come nei vicoli, in centro come in periferia. Se il 2024 sarà ricordato per il calo degli omicidi in Italia rispetto all'anno precedente, allo stesso tempo rimarrà anche impresso nella memoria come quello dell'impennata di vittime minorenni, il 7% del totale rispetto al 4% del 2023, quasi il doppio dunque, con la percentuale degli autori di delitti sotto i 18 anni che è anche peggiore, dal 4 all'11%, quasi il triplo. È uno dei dati inquietanti che emerge dal report sugli omicidi volontari commessi in Italia del Servizio di Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, coordinata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza. La relazione prende in considerazione i dati interforze degli ultimi 10 anni, dai quali emerge come dal 2015 al 2024 nel nostro paese gli omicidi siano calati del 33%, da 475 a 319, nel dettaglio barabì bla bla, quanti uomini, quante donne, eccetera. Fatto sta, insomma, che le cose non vanno così bene, proprio perché adesso sono i ragazzetti a darsi da fare. C'è la presidente dei tribunali dei minori che parla, vedo sempre più aggressività, alla vita si dà poco valore. Come la manifestazione di un'aggressività crescente accompagnata a una mancanza di consapevolezza del valore della vita. Così risponde la dottoressa Maria Carla Gatto, presidente del Tribunale per i minori di Milano, così interpreta questa tendenza. Si resta disorientati di fronte alla leggerezza con cui vengono commessi questi reati. I giovani autori sono assolutamente indifferenti rispetto all'azione che hanno commesso, non hanno rispetto né delle regole né dei valori. Di chi è la responsabilità? Della famiglia, della scuola, che si dovrebbero alleare per inculcare le regole, ma anche della politica e della società. Di tutti, di chiunque. Si parla di questi problemi, ma poi non si assicurano supporti alla giustizia minorile, si tagliano i servizi sociosanitari a tutela dei minori, gli adulti non sono più riferimento per il minore, lo è il gruppo dei pari in cui si sente protetto e si identifica. Ci sono più minori che uccidono, spesso altri minori. Risponde, sono aumentati i tentati omicidi a Milano, erano 5 nell'anno giudiziario 21-22, sono stati 24 nell'anno 23-24, salgono anche le rapine, le risse accompagnate dall'uso delle armi, che quasi sempre sono i coltelli. Ci sono anche più violenze sessuali, specialmente quelle di gruppo, che è un altro aspetto dell'operare con i pari. Per la prima volta in 16 anni di presidenza mi trovo di fronte a minori che commettono reati in età sempre più precoce, che spesso hanno meno di 14 anni e sono dipendenti dalle droghe. Noto anche che ci sono differenze tra nord e sud. Quali? Al nord i delitti vengono commessi nella maggior parte dei casi da ragazzi che vivono con i genitori, che sono inseriti nel tessuto sociale, che non soffrono un disagio socio-economico. Al sud spesso questi giovani sono legati al mondo della criminalità organizzata in un contesto di emarginazione sociale. Così Giuseppe Guastella oggi ha intervistato la Maria Carla Gatto, che è presidente del Tribunale per i minori di Milano. Lo molliamo il Corriere? Che ne dite? Ne avete abbastanza? E allora è il momento del Fatto Quotidiano, che in centro pagina ci mette le spese militari. Putin investe 462 miliardi di dollari, l'Unione 574,5, l'Europa allargata 730, UE Russia, dati falsi sulle armi per farcene comprare di più. A parlare Cottarelli, spendiamo già il 58% in più di Mosca. Financial Times, Politico e i giornali italiani non rettificano. Questo il titolo principale del quotidiano Il Fatto Quotidiano, che mette come
richiamo in prima pagina una notizia che c'è su tutti gli altri giornali. Il DL bollette, altro rinvio, il governo non trova i fondi. Subito PD e 5 Stelle dicono presa in giro, fatto sta che la Premier è stata sincera e ha detto no, troppi pochi soldi, rimandiamo la situazione e ne parliamo tra pochissimo perché questa notizia è su tutti i giornali, stavamo tutti aspettando novità e le novità non ci sono, la novità è che non ci sono novità. Il giornale, intesa storica con gli Emirati Arabi, in Italia 40 miliardi di investimenti, dopo anni di indifferenza diplomatica, prima visita di Stato a Roma di un presidente degli Emirati Arabi, lo sceicco Mohammed bin Zayed firma una raffica di intese che vedranno in campo il meglio delle nostre imprese, in tutto 44 accordi del valore di 40 miliardi. Di spalla sul giornale però la Premier stoppa il decreto bollette. Adesso servono misure più efficaci. La riunione del Consiglio dei Ministri sul tema caro energia dovrebbe slittare a venerdì mattina. Sul tavolo è attesa l'approvazione del decreto bollette. Il provvedimento non sarebbe ancora pronto per problemi di copertura finanziaria. In centropagina le ore della speranza, tutti con Francesco, il Papa in prognosi riservata, esami in lieve miglioramento, l'insufficienza renale non preoccupa ma restano criticità. E ancora Trump a Macron, Putin accetterà truppe di pace UE ed elogia Meloni, ma all'ONU vota con Mosca. Donald Trump ha parlato con i leader del G7 insieme al presidente francese Macron, dichiarando che tutti i partecipanti alla telefonata hanno espresso l'obiettivo di porre fine alla guerra della Russia in Ucraina. Il presidente USA ha avuto seri colloqui con Vladimir Putin. Sempre in prima pagina sul quotidiano Il Giornale, la prima mossa di Merz, più spese e più debito. L'era di Friedrich Merz è iniziata con un allungo. Il cancelliere in pectore ha messo ieri sotto i riflettori uno degli argomenti più delicati della politica tedesca, il freno al debito. Ad approvare la riforma potrebbe essere il Parlamento uscente, in carica fino al 27 di marzo. Sempre sul quotidiano Il Giornale, l'editoriale di Mike Pompeo, l'Europa scelga di essere libera, ma poi c'è anche il giù la maschera di Luigi Mascheroni, che si intitola Lesbo a titoli alterni. Non sappiamo dare un giudizio su Alice Weidel, la leader di AfD, il primo partito secondo domenica in Germania. Di politica capiamo poco. Il primo partito, il partito è arrivato secondo domenica in Germania, avete capito voi. Di politica capiamo poco, scrive Mascheroni, ma capiamo poco anche di giornalismo, evidentemente, perché non riusciamo a capire come mai i titoli della Stampa, quotidiano La Stampa di sinistra, Stampa con la maiuscola, è 2 giorni che definiscono Alice Weidel una leader lesbica. Ora sia chiaro, rivendichiamo il diritto di usare il termine lesbica e come, e non lo consideriamo certo un insulto, però bisogna mettersi d'accordo. Se un giornale che si è fatto paladino dei diritti LGBTQ decide di usare la parola lesbica, è meglio che non lo faccia con quella punta di disprezzo che si percepisce tra le righe tipografiche, e soprattutto se lo usa con un avversario politico, lo deve usare anche con un politico amico. E invece su quello stesso giornale non abbiamo mai letto che Alice Line è lesbica, semmai che è fluida o arcobaleno o che ama un'altra donna. Scusate, ma qual è la differenza tra Weidel e Slane? Sono entrambe una leader lesbica che vive in Svizzera. Ah già no, è vero, la Slane non è una leader. Insomma, siamo alle solite. Se un politico è di sinistra, prevale il linguisticamente corretto. Se è di destra, si può specificare l'orientamento sessuale, anche con un pizzico di astio. E così lesbica passa da categoria protetta a categoria reietta. E per fortuna che Alice Weidel non è un maschio ed è arrivata solo seconda, se no il titolo sarebbe diventato culattone.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ci siamo riposati le orecchie, no, perché in molti si sono. Cos'è? Sammy Varin ha detto culattone. Oh, non sono mica stato io, se ne parla oggi. Mascheroni in prima pagina sul giornale. Ma ti sembro il tipo che dice queste cose, dai. Bella la musica indipendente. Ha detto sì, Francesco, ha detto sì. La musica indipendente delle 8, il pianista. Ogni mattina alle 8 mando sempre in onda un pianista, e questo, vabbè, è roba importante. Roberto Cacciapaglia con Room of Prayer. Si parte con la tournée tra poco, il 25 marzo Milano, il 28 Bologna, poi Perugia, Firenze, Roma, anche Londra. Un viaggio emozionale tra emozione e spiritualità. Grande maestro Roberto Cacciapaglia. Il buongiorno si sente dal Varin, buongiorno a chi mi ha acceso, buongiorno a chi mi sta per spegnere, perché magari si arriva in ufficio e ahimè, Sammy Varin, bisogna zittirlo, tranquilli. Io ritorno in onda anche questa sera alle 20, c'è una piccola replica della rassegna stampa con il meglio, il peggio. Oggi è martedì, e non alle 20 ma alle 20:30, perché prima c'è il nostro Dan con la sua trasmissione leggera, che però la racconta giusta. Intanto sto per raccontarvi i vostri WhatsApp, prima però voglio fare una capatina sul quotidiano Italia Oggi, che apre con riparte la rottamazione 4. 1, 2, 3, 4, quater se volete, che è dialetto milanese chiaramente. Mille proroghe in Gazzetta Ufficiale.
Ora le entrate hanno 20 giorni per aprire la campagna di adesione con il modello solo digitale che permetterà l'adesione dei debitori, ok? Ripescaggio della rottamazione quater ai nastri di partenza. Nei prossimi 20 giorni, il 17 marzo 2025, cadendo il 16 marzo di domenica, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione aprirà la campagna di adesione mettendo a disposizione sul proprio sito internet il modello online che permetterà ai debitori di formalizzare la riammissione alla quarta edizione definizione agevolata delle cartelle. Tra i rifusi di stampa il Sammy Varin che non è capace di leggere se capis niente. Comunque chi effettivamente non è riuscito a proseguire la rottamazione adesso può riaderire. Questo il principale titolo di Italia Oggi. Poi c'è la Germania, sempre in centropagina su Italia Oggi. Per i socialisti il risultato delle elezioni politiche è il peggiore dal 1890. Sappiatelo. Leggiamo un po' di WhatsApp, dai, vediamo un po' cosa mi avete tirato dietro quest'oggi. Mamma mia, certo che l'Europa non ha ritegno e conferma altri aiuti militari a Zelensky e Macron sorridente, ci prende per fessi, ora è per la pace d'accordo con Trump su tutto e militari per disimpegno, ora non prima, poverino si arrampica sugli specchi ma ci riuscirà, capito Meloni? E Meloni ci informa che i paesi arabi investiranno molti miliardi nel nostro paese, vuole dire che compreranno nostre aziende e faranno altre moschee? Sono investimenti positivi? Molti dubbi sui soldi arabi islamici, vedremo dove andranno. Ah certo, sicuramente controlleremo che non vadano in moschee dove già arrivano. Forza Italia che prende più voti di Lega, posizioni ambigue e fuori coalizione, vedi le uscite sulla cittadinanza e ultime posizioni sull'Ucraina di Zelensky con ostacoli alla ricerca di pace USA-Russia. E vedrai tra poco, ti leggo quali sono le posizioni all'interno del centrodestra. Merz dice che il popolo gli ha assegnato un chiaro mandato, credo che faccia uso di stupefacenti, scrive Marco. Buongiorno a tutti, che bello vedere le nullità europee a testa bassa andare da Trump e prendere il cazziatone. Forse ancora qualcuno non ha capito che l'Europa è già finita. Governo italiano sveglia, esci subito dall'Unione Europea, la Francia e la Germania in crisi tremenda ci portano nel baratro, via dall'Unione Europea e subito via dall'euro. Ma chi sarà mai questo? Distinti saluti, Corrado Metalmeccanico da Treviso. Marcello, guardando i video dei fedeli in preghiera, poi il video di Cicalone sui borseggiatori sui mezzi pubblici a Roma, si vede che sono le stesse persone in due momenti differenti, il momento della preghiera e il momento del lavoro sui mezzi pubblici a Roma. Marcello, non so neanche io come commentarti. Buongiorno, ti ascoltavo anche in Egitto. Ma mi fa piacere, grazie. È un ciabattante questo che ci viene a trovare ogni tanto, scherzo. Fabio da Vercelli, buongiorno Sammy, perché nessun sindaco della Lega di un grosso comune, e ce ne sono tanti, non prova ad andare in una scuola a regalare il libro di Miglio? Cacchio, davvero. Così vediamo come trattano a sinistra la notizia. Vero Fabio, adesso ve ne parlo, al di là certamente che magari sì, non è un libro gender, però è un libro intriso di quella melassa di perbenismo, ben pensanti, immigrati, e c'è sto ragazzino che mette le scarpe coi tacchi della zia, ma perché non ne aveva di sue, capito? C'è la giustificazione. Insomma, robe che un pochino hanno fatto alzare il sopracciglio a molti genitori che hanno scritto una lettera anonima e hanno segnalato sto libro gratuito regalato ai compagni non quelli di sinistra, i compagni di scuola. Vabbè, adesso tra poco vi leggo, aspetta. Qualunque significato abbia il duetto dei gatti di Rossini, che resta comunque un grande, è obbrobrioso, è inascoltabile, basta, sostituitelo. Qualcuno è d'accordo con me allora, perché se vi tocchiamo i gatti, ragazzi miei, io ne ho 3, ma non fanno tutto sto casino ogni mattina. Commerzi in Germania, siamo perduti. Come sempre chi perde ed è bocciato
dalla gente governa lo stesso, è vero. Ne parliamo alle 9:40 stamattina abbiamo Claudio Borghi Aquilini in diretta, guarda me, vi voglio tutti lì in diretta con noi. Ancora, c'è un messaggio audio, sentiamo sul cursore, vediamo che dice. Sammy, il Fatto Quotidiano, il fatto, ricordati. Fatto. Non lo so, avevo detto qualcosa d'altro. Dimmi, cosa c'è? Ah no, non sentivo. Adesso tira su, vediamo che andava avanti ancora a dire qualcosa. Con Vladimir. Unico giornale in Italia, il Fatto Quotidiano, che non usufruisce di finanziamenti pubblici, e i giornalisti sono liberi. Non come certi giornalai. Capisci a me? Vabbè, fa piacere, fa sempre piacere, assolutamente. Felice giorno a te alla redazione, scrive Simone. Oh, che dolce, che romantico, ragazzi. Grazie a chi mi scrive anche per la prima volta. Ci sono tanti ascoltatori che girano un po' tra le radio e che scoprono questa radio così strana, con un Sammy Varin che ha fatto radio di tutti i tipi e che ora da un periodo a questa parte fa questa strana rassegna stampa. Grazie a chi ci segue dalla banda DAB della vostra radio, grazie a chi ci ascolta da casa sul canale 252, ma anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, siete in tantissimi, ciao, e sul sito radiolibertà.net e sull'applicazione di Radio Libertà che si scarica gratis. Ho telefonato a qualcuno, no? Ogni tanto schiaccio un bottone, chiamo qualcuno a caso, no? E faccio pubblicità alla mia rassegna stampa, no? No, lo voglio ricordare, molti magari si muovono, vanno nei posti più strani. Se scaricate l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare, anche in metropolitana si ascolta Radio Libertà. È una figata davvero. Ma invece di stare a cercare le briciole per un bonus bollette, hanno dimenticato che in campagna elettorale si parlava di aumentare le estrazioni di gas nell'Adriatico, di incrementare le estrazioni in Basilicata, di riaprire le miniere di carbone in Sardegna, e perché non si comincia a estrarre le terre rare che abbiamo? E allora tra poco vediamo, sto guardando intanto le ultime notizie se è successo qualcosa. Sì, il Corriere mette in pagina l'irritazione di Giorgetti dopo lo stop della Meloni proprio sul fronte bollette. Trovati 3 miliardi, non si fa così. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, sorpreso dal rinvio del decreto sulle bollette, è il primo scontro frontale con la Presidente del Consiglio con cui spesso ha fatto asse. Così mette proprio in apertura di pagina il sito del Corriere, che è l'unico che scrive questa cosa. Nessun altro segnala questa roba e normalmente non è vero. No, sto scherzando, è verissimo, assolutamente sì. E allora dove andiamo? Chi mi votate? Quale quotidiano votate? Oggi abbiamo molto tempo anche per i vostri WhatsApp e anche per le vostre telefonate, ve lo dico subito, quindi scrivete 340 6709 659 che ci divertiamo. Siete ancora scioccati per il giornale con Luigi Mascheroni che ha scritto alla fine del suo Giù la maschera culattone, il termine culattone che era un po' che non sentivamo e devo dire un pochino ci mancava questa cosa. All'interno, a pagina 6 del giornale, leader UE schierati a Kiev, ma il G7 non trova l'intesa. Nel terzo anniversario del conflitto, l'annuncio di aiuti per altri 3,5 miliardi. Gli USA bloccano il comunicato finale che accusa Mosca. Bruxelles tiene alta la pressione sulla Russia, 16° pacchetto di sanzioni. Non ne frega proprio niente a nessuno, non scrivono neanche cosa succede, cosa ci hanno aggiunto. Trump a Macron, Putin accetterà le truppe di pace UE, la figuraccia all'ONU. Donald, la guerra può finire in poche settimane. Mosca apre sulle terre rare. Gli Stati Uniti si astengono sulla loro risoluzione dopo gli emendamenti per l'integrità di Kiev. Ok, in Consiglio sicurezza alla pace veloce.
paginoni e paginoni su queste argomentazioni. A pagina 8 siamo sempre sul giornale. Meloni, restiamo con Kiev e Trump elogia la premier, scrive Adalberto Signore. Il governo italiano valuta l'ipotesi dell'invio di truppe sotto l'egida ONU, secco no della Lega. Fazzolari contro l'imperialismo russo. Anche qui, signori, è tutto da leggere se siete curiosi, ma a me interessano i soldi, ragazzi, i sordi. Bin Zayed a Roma, Italia ed Emirati intese da 40 miliardi, giornata storica. Signori, Massimiliano Scafi sul quotidiano Il Giornale, tappeti rossi, sciabole nel cortile di rappresentanza, foto, bandiere, sorrisi e infatti quando ricapita 40 accordi bilaterali, 40 miliardi di dollari, non sono proprio 4 spicci quelli che Abu Dhabi vuole investire in Italia in energie rinnovabili, data center, tecnologie. Così Giorgia Meloni può parlare di giornata storica, di straordinaria manifestazione di fiducia nell'economia e nel nostro sistema produttivo e persino di un passo verso la pace, di un tentativo di dare una mano in uno scenario globale di incertezza, ma c'è di più. La Premier spera di coinvolgere i ricchi Emirati pure nel piano Mattei per l'Africa. Ragazzi miei, questa è veramente una furbastra e ce ne stiamo accorgendo proprio positivamente. E il PD si ritrova senza alleati all'estero, ci segnala il giornale. Caduti Scholz e Biden, la Schlein è sempre più isolata dalla sinistra internazionale. Non va in piazza a sostegno dell'Ucraina e a Kiev non ha inviato nessuno. Un dirigente Demmi, i suoi interlocutori non sono i leader del PSE, ma Conte, Bonelli e Fratoianni. Sappiatelo. Intanto però è arrivata la nomina, è arrivata la nomina. Cosa faccio? Lo dico o non lo dico? Lo dico o non lo dico? Non lo dico, lasciamo stare. Lo devo dire, è scritto su tutti i giornali. Il Consiglio degli Esteri di Bruxelles ha rinnovato come inviato speciale dell'Unione Europea per il Golfo, tamburi, Luigi Di Maio, eccolo lui, come rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Golfo per altri 2 anni. Lo riporta una nota precisando che in linea con la comunicazione congiunta su un partenariato strategico con il Golfo, continuerà a sviluppare un partenariato UE più forte, globale, strategico con i paesi della regione del Golfo, contribuendo alla stabilità e alla sicurezza dell'area, impegnandosi e sostenendo il dialogo e le soluzioni regionali a lungo termine con i singoli partner del Golfo e organizzazioni regionali pertinenti. In poche parole, non farà assolutamente nulla. Non è vero, ci mancherebbe. Certo, lo vorremmo vedere un po' di più, capire che cosa fa. Non si sa quello che fa, ma sicuramente fa cose e magari fa molto di più di quanto pensiamo. Che fatica però, se state soffrendo con me, dite la verità, soffrite, ma scrivetemi, 340 6709 659 che io tra un quarto d'ora ricomincio a leggere i vostri WhatsApp. Intanto però il quotidiano Il Giornale, giustamente con Fabrizio De Feo, parla del caso, il voto tedesco e le opposte esultanze dei 2 vice premier. Allora, abbiamo visto cosa succede nella destra in Europa, siamo ancora indecisi se unirci con l'AfD, siamo appena staccati adesso perché hanno vinto, ci uniamo, ma all'interno del centrodestra in Italia, le opposte esultanze dei 2 vice premier, come la mettiamo? Non è roba grave, ci manca, c'è di peggio nella vita. Tajani festeggia Merz, argine contro i populisti, Salvini pro AfD. I popolari sono il vero argine alla deriva populista. Con AfD il cambiamento vince anche in Germania. Sono diametralmente opposti i pareri dei 2 vicepremier italiani sulle elezioni tedesche. Se Antonio Tajani festeggia lo scampato pericolo e l'ancoraggio della Germania alla vocazione comunitaria ed esclude che AfD possa essere un interlocutore politico, Matteo Salvini fa i complimenti ad Alice Weidel che ha raddoppiato i voti della formazione di estrema destra, lanciando un chiaro
segnale all'Unione Europea. Sostengo il Partito Popolare Europeo, sostengo la CDU, CSU, AfD non è per quanto mi riguarda un nostro interlocutore. Lo dico come segretario di Forza Italia e vicepresidente del PPE, perché ha una visione completamente diversa dalla nostra e non è una forza politica che ha idee positive nei confronti dell'Italia. Parla di uscire dall'euro, il debito pubblico, quindi un po' da maestrini, e non sono d'accordo. Rispetto tutti coloro che votano nei diversi paesi. Per quanto mi riguarda, le posizioni di AfD sono inconciliabili con le mie, così dice Tajani, marcando la distanza dalle posizioni espresse dal collega di governo Matteo Salvini. Il ministro degli esteri, che si era impegnato a favore di Merz con una lettera inviata agli italiani residenti in Germania, vede nel risultato tedesco un rafforzamento dell'Unione Europea, fondamentale nel momento in cui gli Stati Uniti sembrano orientati a promuovere un neoprotezionismo. Il successo dell'alleanza CDU-CSU dimostra che i tedeschi avranno un cancelliere che guiderà la Germania ad essere un protagonista costruttivo di un'Europa politicamente più forte. Ovvio che sono molto soddisfatto, anche perché continua il trend vincente dei partiti appartenenti alla famiglia del PPE, che è il miglior antidoto contro gli estremismi e populismi che rischiano di far danno all'Europa e permettono al nostro continente di essere più forte dal punto di vista economico e di essere interlocutore degli USA. Abbiamo bisogno di rafforzare le relazioni transatlantiche. Il futuro cancelliere Merz sarà un protagonista della politica europea e anche le relazioni con l'Italia si rafforzeranno. Ho finito adesso con Tajani. Salvini dove arriva? Adesso arriva 3 righe, no? Sull'altro fronte, siamo sul giornale d'altronde, è peggio della Stampa per alcune cose. Sull'altro fronte Matteo Salvini festeggia la vittoria del cambiamento che vince anche in Germania. AfD raddoppia i voti nonostante attacchi e menzogne della sinistra. Stop a immigrazione clandestina, fanatismo islamico, basta con le ecofollie, priorità a pace e lavoro, Europa da cambiare radicalmente. Brava Alice Weidel, avanti così. Se il leader della Lega saluta il successo di Alternative für Deutschland e lo interpreta in chiave positiva, non bisogna dimenticare che soltanto pochi mesi fa era stato lo stesso Salvini ad appoggiare la proposta di Marine Le Pen e Bardella di escludere il partito di estrema destra tedesco dal gruppo europeo di Identità e Democrazia, una proposta avanzata dopo le frasi pronunciate sulla SS da capolista all'Europee CRA, frasi che rischiavano di vanificare anni di sforzi di normalizzazione del Rassemblement National. Così quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, ma torneremo tra poco a parlare di Matteo Salvini perché è intervistato altrove. Ancora il decreto bollette, energivori all'assalto, spiega oggi il quotidiano Il Giornale. Consiglio dei Ministri rinviato a venerdì. Sarà presentata anche la delega sul nucleare. Meloni ha chiesto ulteriori approfondimenti per rendere le misure più incisive. Stanziamento confermato a 3 miliardi con ampliamento del bonus per i redditi bassi. Carbon tax verso il rinvio al 2027, proposta una revisione del meccanismo. Comincia a prendere forma la sterzata anti-ideologica della nuova Commissione europea. Dopo l'apertura del tavolo per rivedere il Green New Deal che sta mettendo in grave difficoltà l'industria dell'automobile europea a vantaggio di quella cinese, Bruxelles propone di rinviare di un anno, al 2027, l'attuazione del meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere, il famoso CBAM, e di esentare dai suoi vincoli i piccoli imprenditori di merci. La proposta fa parte del pacchetto omnibus in arrivo mercoledì come parte della semplificazione della cosiddetta carbon tax, ovvero la tassa da pagare quando si importa da paesi extra UE con standard sulle emissioni meno stringenti. Secondo le prime bozze circolate, la Commissione UE adesso intende spostare la data di un anno, quindi al 2027, l'inizio della vendita dei certificati GAM, che per appunto servono a compensare le emissioni generate nella produzione di quei beni all'estero, e introdurre una soglia a 50 tonnellate di prodotto per anno civile, entro il quale le aziende, ad eccezione di elettricità e idrogeno, possono essere esentate dall'acquisto dei certificati di carbonio. Naturalmente staremo a vedere.
Andiamo sul resto del Carlino. Dai, anche perché qui abbiamo il titolo principale che parla proprio di bollette. Meloni rinvia il decreto più soldi. Slitta venerdì. La Premier boccia la bozza preparata dai ministeri dell'ambiente e dell'economia. Servono 3 miliardi, non 1,5. Le opposizioni accusano il governo da 2 anni fa finta di nulla. Accordo con gli Emirati Arabi, maxi investimenti su energia e difesa. Andiamo allora subito all'interno, perché poi, come vi dicevo, le ultime agenzie del Corriere ci dicevano che pare che insomma Giorgetti non sia contento di questo slittamento. Andiamo all'interno sul quotidiano nazionale, la doccia fredda, pagina 9, slitta ancora il decreto bollette. Meloni dice misure poco efficaci. L'esecutivo si rivedrà venerdì, la Premier vuole più attenzione a imprese e famiglie vulnerabili. Le mosse allo studio dovrebbero valere per 6 mesi con uno sforzo economico di 2,83 miliardi. Ma a quanto pare, appunto, non basta. E quindi oggi si vota la sfiducia a Santanchè e si discute anche la mozione su Nordio. Mamma mia, non c'è mai un attimo di tranquillità. Opposizioni compatte oggi alla Camera per il doppio appuntamento con la sfiducia. Destinatari delle mozioni sono i ministri della giustizia Carlo Nordio e del turismo Daniela Santanchè. Solo nel secondo caso, però, l'Aula di Montecitorio si esprimerà con un voto per un verdetto su Nordio. Salvo clamorosi e inattesi cambiamenti dell'ordine del giorno, questa settimana non se ne farà nulla. La mozione contro il ministro della giustizia nasce dalla vicenda Al-Masri e dalle 11 di domani è prevista solo la discussione generale. Politicamente e anche formalmente la sfiducia a Nordio ha una base ampia, pur se perimetrata al solo campo dell'opposizione. Diverso il discorso per la mozione Santanchè, legata alle vicende giudiziarie della sua società. Nell'aula della Camera si è già svolta la discussione generale e per oggi dalle 15:30 è in programma il seguito della discussione, a partire dalla replica della ministra del turismo, attesa salvo novità in apertura di seduta. A seguire il voto. Anche qui il fronte delle opposizioni risulta compatto. La mozione Santanchè è del Movimento 5 Stelle, prima firma dell'ex capogruppo Francesco Silvestri, ed è stata sottoscritta dalla capogruppo del PD Braga e di AVS Zanella. Formalmente mancano all'atto le firme di Più Europa e Azione, che però avrebbero assicurato il proprio supporto al momento del voto, e di Italia Viva. Così quest'oggi su QN Quotidiano Nazionale, che a pagina 15 mette anche gli 80 anni di Teo Teocoli, festeggio con gli amici in balera. Le donne erano la mia malattia. Milano, il compleanno dell'attore. Mi chiedono sempre di imitare Celentano, è diventato una maledizione. Avevo bisogno di vita. Dopo uno show per anziani scappai in moto in Spagna. Piacevo alla moglie di Dalì. Se siete suoi fans non dovete mancare. Quest'oggi c'è Teo Teocoli su QN Quotidiano Nazionale, che infine a pagina 18 si occupa anche del caso Paragon a Modena. Spiato pure Don Mattia nel mirino con Casarini. Don Mattia Ferrari ha 32 anni ed è vicario di Nonantola nel modenese. Ferrari è cappellano sulla Mediterranea, la nave degli ONG. Ha ricevuto un avviso da Meta, attacco sostenuto da entità governative, braccio di ferro politico, ci scrive da Modena Marco Principini. Spiato, non è ben chiaro da chi, e poco importa che indossi il crocifisso e sotto la felpa giovanile indossi il colletto dell'abito talare. Don Mattia Ferrari, 32 anni, vicario di Nonantola Modena e cappellano sulla nave di una ONG, è solo l'ultimo degli italiani finiti al centro dello scandalo Paragon. Con lui giornalisti, attivisti e anche un armatore, tutti spiati con il software
Graphite dell'azienda Paragon Solution, Ferrari e Cappellano sulla Mediterraneo, Seven Humans, ONG di altre 2 vittime dello spyware Zero Click, il capomissione Luca Casarini, l'armatore Beppe Caccia. Indagano 2 procure, Napoli e Palermo, dove ieri è stato sentito Casarini per oltre 2 ore. L'opposizione intanto torna a chiedere con forza spiegazioni al governo. Giorgia Meloni smetta di scappare, si impegni a chiarire, chiede la segretaria Dem, la Schlein. Che attacca è inquietante, dal governo nessuna risposta. Chi stanno coprendo? Tan, da, da, da. Tra poco ne scopriremo delle belle, signore e signori, ma soprattutto scopriremo i vostri messaggi. Se mi scrivete al volo vi leggo tra 2 minuti. 340 67 09 659. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una perturbazione atlantica porta piogge sparse su gran parte del nostro paese. In mattinata ombrelli aperti, specie sul fianco tirrenico e al nord-ovest, con neve sulle Alpi oltre i 1400 metri. Dal pomeriggio fenomeni in estensione verso il nord-est e localmente verso le regioni adriatiche. Qualche temporale dalla sera. Temperature in calo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Fatto, finito, è pronto, il fior d'olio è pronto, molti di voi ci stanno chiamando da tempo, parliamo dell'olio che insomma di un olio molto particolare, 100% italiano, estrazione a freddo, parliamo di leccino di frantoio come tipo di olive meravigliose, abbiamo avuto una resa abbastanza interessante, ma chiaramente parliamo di una nicchia, parliamo di un punto nel mondo, ok? Quindi capite che insomma parliamo di quell'olio che quando vengono qua sul Gardi vichinghi, perché sì, allora noi ci rompono un po', diciamoci la verità, adesso dico delle cose, loro ci rompono i maroni magari in Europa che l'olio deve essere tutto uguale, che il formaggio è tutto uguale, però quando vengono qua in Italia, chissà perché, vengono qua, poi ritornano al loro paesello e pesano tutti 7, 8, 5 kg in più, e chissà perché nel baule ci buttano l'olio, ci buttano il vino, ci buttano il formaggio, un motivo ci sarà. Se volete il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro di un olio pazzesco da mettere lì sotto chiave, se no il parentado ve lo porta via, ma parliamo di una roba meravigliosa, dovete chiamare questa mattina perché io non ce l'ho per tutti il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro, a casa vostra, trasporto non lo pagate, 78 euro. 78 euro. Allora, se lo volete chiamate questo numero 030 68 40 408 030 68 40 408. Parliamo di un olio molto importante, di un nutraceutico. Bevetene un cucchiaino la mattina, è un olio è meraviglioso. Per me chiamarlo olio extravergine di oliva vuol dire un po' anche svalutarlo. Il fior d'olio. Siamo qua, imbottigliamo tutte le mattine nella nostra azienda agricola. Fate come volete voi, 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. Alla prossima! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Ricordi pazzeschi per gli ultraleghisti o per chi semplicemente ha sentito Sergio Bassi cantare La propria terra. Val Padana, il menestrello della bassa che cantava il Po, la sua terra, la nostra terra, l'orgoglio delle nostre radici. Il 15 marzo saranno 5 anni senza Sergio Bassi e ogni settimana vogliamo ricordarlo con un pezzo differente, canzoni che trovate facilmente su YouTube, ma che trovate anche in versione CD, signori, già su Amazon ad esempio, o venendoci a trovare negli studi di Radio Libertà in via Bellerio 41 a Milano. Abbiamo distribuito per anni le sue produzioni e ancora oggi le distribuiamo. Sergio Bassi, Val Padana. Buongiorno da Sammy Varin, sono le 8:38, buongiorno a chi ci accende in questi minuti, un ricambio di ascoltatori tra chi va a lavorare, chi ci è appena arrivato, quelli che staccano dopo il turno magari seminotturno. Certamente rassegna stampa, cerchiamo di leggere le notizie più particolari e quest'oggi sui quotidiani senza essere banali, quindi non leggendo le notizie che hanno tutti quanti, ma voi stessi siete voi che commentate la mia rassegna stampa inviando un messaggio al 340 6709 659. Chiaramente poi dopo le 9 abbiamo modo anche di sentire le vostre voci. Buongiorno Sammy, tanti complimenti a Mascheroni, ce ne fossero di persone così, si dovrebbero vergognare certi giornalisti che fanno politica anziché il loro mestiere, ma tanto non li legge più nessuno e spero siano sempre meno, vero Mario? La verità, appunto, il motivo per cui il nostro condirettore Giulio Cainarca è passato a condurre un'altra trasmissione in mattinata, Auto da Fè, e mi ha mollato la rassegna stampa è proprio questo, che i giornali ormai si parlano l'uno addosso all'altro, sempre meno gente compra il cartaceo, ma io sono qui anche un po' a pubblicizzarlo, perché a volte ci sono delle cose belle e sentire ancora il rumore, l'odore della carta, secondo me piace come. Un messaggio anche audio, certo, potete mandarci un messaggio audio, video, tutto quello che volete al 340 6709 659 in qualunque momento del giorno o della notte, perché poi il primo speaker che arriva al microfono ve lo manda in onda. Sentiamo cosa ha da dire questo. Ma la von der Leyen, buongiorno. Buongiorno. La von der Leyen continua a mandare altri 3 miliardi e mezzo di euro di armi in Ucraina. Quando Trump sta cercando di far la pace, deve sostenere qualche industria bellica o ci guadagna qualcosa, una percentuale su quei soldi. Ma sta qua, decide da sola, cos'è la sovrana dell'Europa? Ciao Fabio. E viene il dubbio che sia lei la capa, e forse lo è. Altro messaggio audio, sentiamolo. No, avevo detto qualcosa d'altro. Questo dimmi cosa c'è. Quello che mi parla sopra. Tira su, vediamo che davanti. Fa sentire la mia voce. Unico giornale d'Italia, il Fatto Quotidiano, che non usufruisce di finanziamento. Va bene, non si capisce quello che devi parlare più vicino, caro amico, devi parlare più vicino. E ancora WhatsApp, se Di Maio rimane in Arabia è solo cosa buona e giusta. Lontano dall'Italia ci risparmia danni e figure di M. È sufficiente Tajani a sparare cazzate. No, non è vero niente Marco, mi dissocio. Conte, Bonelli e Fratoianni uguale a Totò Peppino. E cagabucazze queste robe. Buongiorno, non vedo con simpatia la lista del Bannacci in Toscana. Rimarco con forza la mia contrarietà contro tutti i dittatori fascisti e comunisti. Il Putin è uno di questi che reprime le libertà ed è un guerrafondaio. Qualcuno critica l'Europa, ma qui puoi votare e cambiare tutto. C'è democrazia. Gino con il cuore in Friuli. Caro Gino, qui puoi votare, sì, cambiare tutto, nel senso che tu voti per cambiare tutto, ma poi arriva di nuovo la grosse coalition. Fammi andare sul Corriere, perché abbiamo visto per qualche minuto è stata proprio in apertura la notizia delle irritazioni di Giorgetti dopo lo stop di Meloni sul fronte bollette. La Meloni ha detto sono pochi soldi, rimandiamo, e Giorgetti ha detto
detto sono stati trovati 3 miliardi, non si fa così. Adesso il Corriere invece ha come apertura le notizie sul Papa, ha riposato bene per tutta la notte, la nota della Santa Sede dopo le veglie, ma le condizioni sono ancora critiche. Allora andiamo sul cartaceo del Corriere per sapere qualche cosa di più su questo slittamento del decreto caro energia. Il PD rilancia acquirente unico e sganciare il prezzo dell'energia elettrica dal gas. Fausta Chiesa scrive: slitta venerdì il Consiglio dei Ministri previsto oggi e che dovrebbe varare anche il decreto bollette. È stata la stessa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a volere rinvio dopo aver ritenuto non soddisfacente la bozza predisposta e a chiedere di approfondire ulteriori misure per dare una risposta più efficace a famiglie e imprese, con una particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili. Il governo potrebbe mettere sul piatto intorno a 3 miliardi, ma il punto è come saranno collocate le risorse. Per sicura è data l'estensione della platea di famiglie che possono chiedere il bonus sociale grazie a un innalzamento del tetto ISEE. La segretaria del PD Schlein ieri ha incalzato il governo: 2 i provvedimenti proposti: disaccoppiare il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas e la creazione di un acquirente unico pubblico che agisca come gruppo d'acquisto. Secondo la segretaria del PD, con la costituzione di un soggetto pubblico unico dedicato che faccia acquisti sul mercato dell'energia con contratti pluriennali si potrebbero ottenere prezzi più bassi. Vanno bene gli aiuti alle famiglie più deboli, ma la richiesta pervenuta da più fronti, le associazioni dei consumatori e quelle industriali, di disaccoppiare il prezzo dell'elettricità a quello del gas non è attuabile a breve, perché comporterebbe una riforma del mercato elettrico europeo, il che richiederebbe il consenso europeo e tempi lunghissimi. Qui ci fermiamo, ma l'articolo prosegue quest'oggi a pagina 39 del Corriere e poi c'è Giorgetti che dice: non si fa così, l'irritazione del Tesoro dopo aver trovato 3 miliardi, il ministro sorpreso dal rinvio del provvedimento. Non si fa così, scrive Enrico Marro sul Corriere. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti è andato su tutte le furie ieri pomeriggio quando a sorpresa ha preso dalle agenzie di stampa che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva bocciato la bozza di decreto legge contro il caro bollette, giudicandola insufficiente e inefficace a sostenere in particolare i soggetti più vulnerabili. Insomma, una premier irritata che striglia i ministri coinvolti nella stesura del provvedimento al punto da rinviarlo a un successivo Consiglio dei Ministri anziché alla riunione prevista per oggi, con l'invito a fare di più e meglio. No, non ci sta Giorgetti, e lo fa sapere segnalando il primo frontale con una premier con la quale ha spesso fatto asse, qualche volta anche a costo di apparire lontano dalla linea del suo partito, la Lega, e del suo leader Matteo Salvini. Ecco perché il ministro dell'economia, spiegano i suoi, ha vissuto le parole fatte trapelare da Giorgia come una pugnalata alle spalle, un'uscita del tutto inaspettata, tanto più che il Ministero dell'Economia, aggiungano i suoi collaboratori, ha lavorato intensamente alle misure da inserire nel decreto, trovando le coperture necessarie che ammontano a circa 3 miliardi. Ma il punto in ogni caso non è questo, quanto la strigliata di Palazzo Chigi, ingiusta, osservano al Ministero dell'Economia, quando la partita si sarebbe potuto gestire con più lealtà, avendo coscienza della complessità di un provvedimento che incrocia diverse amministrazioni e richiede coperture difficili da trovare. Oggi il ministro parte per il Sudafrica per le riunioni del G7 e G20, ammesso e non concesso che si volessero fare altri approfondimenti e miglioramenti, si ragiona al Ministero, si sarebbe potuto, come si fa tante altre volte, rinviare il decreto a un successivo Consiglio dei Ministri per motivi tecnici, senza sbandierare la bocciatura, quasi si fosse a scuola, soprattutto quando i compiti sono stati fatti e non erano per nulla facili. Insomma, un minimo di riguardo, sembra pensare Giorgetti, un ministro che, pur consapevole di dover portare la croce dei conti pubblici, vede affollarsi sul suo tavolo continue richieste di allentare i cordoni della borsa. Ora è vero che le entrate continuano ad andare bene, nonostante il prodotto interno lordo sia in frenata rispetto alle stesse previsioni del governo, ma è anche vero che non si possono trovare soldi per soddisfare tutte le richieste dei partiti della maggioranza, degli altri ministri e di Palazzo Chigi. Va bene i 3 miliardi per l'indispensabile decreto bollette, ma ora potrebbero anche diventare di più.
ma poi bisogna trovare i miliardi da 3 a 5 per la nuova rottamazione che vuole la Lega e quelli per il taglio dell'IRPEF che vuole Forza Italia, o quelli per tutti e due se non ci sarà un compromesso. Un po' troppo. Bisogna trovare un metodo e una misura, secondo Giorgetti. Questo quindi il pissi pissi bao bao che solo il Corriere mette in pagina quest'oggi anche nella versione digitale. Ancora notizie, signore e signori, dove vado? Dove vado? Semivarine, dove vuoi andare? Insomma, lo state richiedendo a più voci, certamente. Vado sul quotidiano La Verità. Arriva, prima o poi arriva. Sì, c'è, che ce ne sono. Oggi sono tante di quelle paginate su ciò che è accaduto in Europa che pian piano cerchiamo anche di mettere a fuoco. Vediamo come mette l'attualità il quotidiano La Verità. Voto rubato anche a Berlino. Invece di dare risposte su salari, migrazioni e follie green. I socialisti, clamorosamente battuti nelle urne, torneranno al governo perché la CDU è disposta a qualsiasi acrobazia pur di escludere la destra, che però ha raddoppiato i consensi ed è sostenuta da un tedesco su 5. Questa è l'apertura del quotidiano La Verità. Siamo ritornati alle due Germanie. AfD, primo partito in tutta la ex DDR. In centropagina però c'è Walter Veltroni con il dito la giunta democratica spaccia il libro di Veltroni a scuola, genitori furiosi. E ancora, Meloni tiene il punto sull'Ucraina, Trump la elogia. All'ONU passa con l'ok italiano la risoluzione sgradita agli Stati Uniti, dai quali l'Unione Europea sembra allontanarsi direzione Cina. Stati Uniti astenuti sulla risoluzione ONU contro l'aggressione di Mosca. L'Italia vota a favore e al G7 ribadisce la necessità di una pace duratura, come chiede Trump. La Meloni tiene gli equilibri e il tycoon la elogia. Grande leader. Washington tifa per un accordo CDU-AfD in Germania in chiave anticinese, ma l'inciuccio CDU-SPD va in direzione opposta. Così il quotidiano La Verità, che parla anche che è triplicato il numero degli omicidi commessi da minorenni in Italia, secondo il giudice è colpa del lockdown. Che facciamo? Entriamo all'interno? Eh sì, dai, entriamo all'interno del quotidiano La Verità perché a pagina 16 spiega bene: triplicati gli omicidi commessi da minori, tra il 2015 e il 2024 gli assassini volontari nel nostro paese calati del 33%, ma preoccupa l'escalation dei baby killer. La loro incidenza sul totale è passata dal 4 all'11% in un anno. Allarme in Campania, più 31%. I giudici disagio figlio del lockdown. Intanto però il saluto romano per Ramelli non è reato. Omaggio, non fascismo, le motivazioni dell'assoluzione di 23 imputati per la commemorazione. Troppi figli di stranieri nelle scuole. Gli italiani si riversano nelle frazioni. A Dronero in Piemonte, famiglie autoctone in fuga dagli istituti del centro. Torneremo su questo argomento, così come tra poco andremo sul libro di Veltroni regalato agli alunni, ma nessuno ha avvertito i genitori. Poi c'è la stampa che spiega meglio, insomma, che non è certamente una cosa gender, che quel povero bambino che usava le scarpe coi tacchi della zia era perché non aveva sue scarpe, ma la verità sta nel mezzo. Tra poco ci torniamo, dopo il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Castiello, oggi ci troviamo a votare un decreto fondamentale per la stabilità economica e sociale del nostro Paese, il cosiddetto decreto milleproroghe. E mi permetto un inciso, Presidente, un decreto che ogni anno viene approvato indistintamente da chi governa, che sia centrodestra, centrosinistra, rossi, verdi, blu, gialli, un decreto che viene approvato e
la informo tramite lei, Presidente, il collega Colucci, che ogni anno viene messa la fiducia per l'approvazione di questo decreto, quindi questo è sfuggito e questa polemica veramente non la comprendiamo. Ma perché approviamo il decreto milleproroghe? Perché sappiamo che è un provvedimento che consente di dare continuità a molte misure fondamentali, correggere criticità, offrire risposte concrete ai cittadini, alle imprese e agli enti locali. Grazie soprattutto all'impegno della Lega, ai numerosi emendamenti presentati dal nostro gruppo ed accolti durante il lungo esame in Commissione al Senato, questo decreto è stato migliorato, reso più efficace e più vicino alle esigenze reali di chi vive e lavora in Italia. Oggi voglio soffermarmi su alcuni dei risultati più importanti ottenuti grazie anche alle nostre proposte, perché rappresentano scelte di buonsenso, di giustizia sociale e di attenzione ai bisogni concreti degli italiani. Uno dei temi centrali su cui abbiamo lavorato riguarda la gestione del debito fiscale e la rottamazione delle cartelle esattoriali. E voglio essere molto chiara, colleghi, su questo punto. Chi ha dichiarato il proprio reddito ma si trova in difficoltà a pagare non è un evasore fiscale, e chi ha incolpato questo governo in questi giorni di essere un governo che concede l'evasione fiscale, ecco, voglio ricordare che questo è il governo che più ha fatto per il contrasto all'evasione, e i dati lo certificano. Grazie agli interventi del ministro Giorgetti sono stati recuperati del 2024 ben 26,5 miliardi di evasione fiscale, con 1,6 miliardi in più rispetto al 2023. Quindi gli interventi di questo governo, ma soprattutto del ministro Giorgetti, certificano che questo è un governo che combatte l'evasione fiscale. Infatti il ministro Giorgetti ha sottolineato che questo provvedimento non è un condono per i furbi, ma una misura che consente a milioni di italiani di saldare i propri debiti senza essere schiacciati da interessi spropositati e sanzioni che trasformano un problema temporaneo in una condanna definitiva. Pensiamo alle partite IVA, ai piccoli imprenditori, agli artigiani che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare crisi su crisi, prima la pandemia, poi il caro energia, l'inflazione, il calo dei consumi. Senza un intervento mirato, cari colleghi, il rischio era quello di far fallire migliaia di attività, lasciando senza lavoro intere famiglie. Grazie invece all'azione della Lega, all'azione del governo, è stata garantita una rateizzazione più lunga per consentire ai contribuenti di mettersi in regola senza soffocare sotto il peso di scadenze troppo ravvicinate. È stata ridotta la pressione degli interessi di mora e delle sanzioni, che spesso raddoppiavano o triplicavano l'importo iniziale. È stato introdotto un meccanismo più equo per la gestione dei debiti fiscali, in modo da favorire chi vuole pagare senza distruggere aziende e posti di lavoro. Questo, cari colleghi, non è solo un intervento economico, ma una scelta di giustizia sociale. Un altro tema su cui abbiamo voluto incidere con forza è la sicurezza urbana e la tutela delle forze di polizia. Lo sappiamo tutti, non c'è libertà senza sicurezza. I cittadini devono sentirsi protetti nelle proprie città, nei quartieri, sui mezzi pubblici, e le forze di polizia devono avere strumenti adeguati per garantire questa protezione. Come ha dichiarato il ministro Salvini, difendere la sicurezza non è un lusso, ma è un dovere dello Stato. Per questo abbiamo ottenuto che l'uso del taser, e io ricordo che l'utilizzo del taser venne introdotto da Matteo Salvini quando era ministro dell'Interno, venga esteso e reso strutturale per gli agenti della polizia locale con qualifica di pubblica sicurezza. E cosa significa, colleghi, questo in concreto?
Significa che un agente di polizia locale che si trova ad affrontare una situazione pericolosa non dovrà più rischiare la vita perché è sprovvisto di strumenti adeguati. Significa che si potrà intervenire con un'arma non letale che evita il contatto fisico diretto, riducendo il rischio di ferimenti sia per gli agenti che per chi delinque. Significa che le nostre città saranno più sicure perché il taser è un deterrente potente contro aggressioni e violenze. L'esperienza di molte città italiane e straniere dimostra che il taser riduce gli episodi di resistenza pubblica ufficiale e consente di gestire situazioni critiche senza dover ricorrere all'uso delle armi da fuoco. Chi dice il contrario, chi critica questa misura, non sta difendendo la libertà, ma sta mettendo a rischio la sicurezza di tutti. Un'altra battaglia che abbiamo portato avanti con determinazione riguarda il tema della disabilità. Abbiamo introdotto nel decreto una misura che avvia la sperimentazione del progetto Vita, che permette di velocizzare i tempi per il riconoscimento dell'invalidità civile, evitando le attese lunghissime che ne penalizzano chi ha bisogno di assistenza. Migliorare l'erogazione dei servizi e delle prestazioni per le persone con disabilità, garantendo una risposta più efficiente e più umana. Su questi temi la Lega, con il suo ministro Locatelli, ha sempre dimostrato con i fatti di essere dalla parte di chi ha più bisogno. Molti altri interventi, signora Presidente, del milleproroghe vanno nella direzione di dare stabilità e respiro al mondo del lavoro. Ad esempio l'introduzione della proroga per le qualifiche di meccanici, dell'elettrauto, per evitare la chiusura forzata di migliaia di imprese, o il sostegno al settore balneare con la proroga della stagione turistica per il 2025 che garantisce la stabilità a un comparto fondamentale per l'economia italiana, o maggiore flessibilità per le imprese del settore energetico per contenere il caro bollette e tutelare famiglie e aziende. Signora Presidente, queste non sono delle semplici proroghe, ma scelte di visione, di politica concreta che mettono al centro la crescita del Paese e la tutela del lavoro. Onorevoli colleghi, il milleproroghe di quest'anno non è un semplice provvedimento amministrativo, è un decreto che interviene su temi fondamentali per la vita degli italiani: giustizia fiscale, sicurezza, sostegno alle imprese, tutela delle fasce più deboli. Grazie all'attenzione della Lega abbiamo reso questo decreto più equo, più efficace, più vicino alle esigenze reali del Paese. Per questo motivo, con convinzione e con orgoglio, annuncio il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Si chiama Love Lullaby, la canzone di Alessandra Clemente che abbiamo appena udito. Lei è jazzista, cantautrice, cantante, insegnante di canto, anche figlia d'arte perché è lontana parente di un certo Gino Paoli. La stiamo scoprendo settimana dopo settimana, come facciamo anche con altri artisti interessanti secondo voi. Ci fate sempre grandi complimenti perché ogni mezz'ora interrompiamo la nostra rassegna stampa con un artista indipendente sconosciuto a livello nazionale, ma scoprite piccoli grandi tesori musicali ogni giorno. Complimenti ad Alessandra Clemente con Love Lullaby che ci ha portato alle 9 passate da qualche minuto. Buongiorno ancora una volta la voce di Sammy Varini in rassegna stampa. Una manciata di minuti apriremo anche le linee per sentire i vostri commenti alle notizie di oggi allo 0292947222, ma anche i vostri WhatsApp. Inviate che questa mattina, soprattutto tra le 11 e mezzogiorno, abbiamo un fracco di tempo. Scrivete al 340 67 09 659 e ricordate che tra non molto alle 9:40, dopo l'editoriale del nostro direttore Sallusti, arriva Claudio Borghi Aquilini. Ho detto tutto. Torniamo sul quotidiano La Verità. La polemica di quest'oggi a pagina 17 è il libro di Veltroni regalato agli alunni delle scuole, ma nessuno ha avvertito i genitori. È successo a Buccinasco, nel milanese, distribuito nelle scuole il testo La più bella del mondo dell'ex segretario Dem Walter Veltroni, un investimento da 14.500 euro da parte del comune. Proteste di famiglie e Lega che dicono contenuti pro LGBT, scrive Francesco Borgonovo. A onor del vero va detto che definire il libro del caro Walter un veicolo di propaganda gender è un tantino eccessivo. Al massimo lo si può accusare di essere un concentrato di melassa e stereotipi sinistrorsi sulle minoranze, immigrazione, tutte quelle robe lì. E di sicuro, scrive ancora Borgonovo, sarebbe stato preferibile spendere denaro per parlare di altre più meritevoli opere. Tuttavia il problema vero è il principio. Scommettiamo che se gli insegnanti avessero scelto un libro sulla Costituzione scritto da uno storico esponente della destra, il PD avrebbe fatto fuoco e fiamme? Per quale motivo allora il tomo di Veltroni può entrare nelle scuole, peraltro pagato dai cittadini e senza alcuna consultazione preventiva? Sempre la solita storia, perché la sinistra ha la cultura, la destra sono solo fascisti. E allora andiamo a vedere come la scrive il quotidiano La Stampa questa notizia, perché ribalta completamente la roba. Io lo dico, ragazzi, la verità sta nel mezzo, però qui si esagera. Andiamo sul quotidiano La Stampa, che ha un titolo bellissimo d'apertura, poi ve lo leggo, ma a pagina 12 si scrive: il libro su Pio La Torre e lo scivolone leghista diffonde il gender, virgolettato. Buccinasco, il sindaco regala alla scuola il volume di Veltroni sulla carta. Il Carroccio è la storia di un bambino sui tacchi, insegna teorie sbagliate. I Dem specificano: era povero quel bambino e indossava le scarpe della zia per la scuola. Verifiche del Ministero. Si parla di Pio La Torre, ex segretario regionale del PC in Sicilia, ucciso nell'82, un libro che racconta la Costituzione attraverso figure come Pio La Torre, distribuito agli alunni delle elementari, accende la polemica tra l'amministrazione comunale guida di centro-sinistra e la Lega Buccinasco, comune di 26.000 abitanti nel milanese. Un anno dopo il caso di Pio dove la scuola aveva sospeso le lezioni per la fine del Ramadan, e lo fa ancora, è ancora un'iniziativa in ambito scolastico a scatenare un dibattito tutto politico. Chiaramente a voi l'ardua sentenza, la denuncia leghista è grottesca, scrive la sinistra, i Provita accusano le scuole di essere diventati circoli di estrema sinistra in cui si iniziano i giovani alla transizione di genere. Fatto sta
che la storia di questo signore, e che questo che è un bambino e che poverino ha dovuto mettere le scarpe della zia con i tacchi perché non aveva delle scarpe, io non lo so quanto possa stare in piedi, però ragazzi, leggetevi, compratevi il quotidiano La Stampa quest'oggi, che spiega bene che è stato uno scivolone leghista. Chiaramente, come vi dicevo prima, la verità è in mezzo, nel senso che tutto questo scritto del bravissimo Veltroni è un melenso di buonismo di sinistra che, insomma, per i ragazzi dell'elementare tu dici ma tanto già su tutti i libri c'è questa roba. Vi leggo soltanto la prima pagina della Stampa perché merita. Titolone potente: la guerra dei mondi. All'ONU gli Stati Uniti non votano la condanna alla Russia. Macron prova a mediare. I leader europei riuniti a Kiev, avanti con gli aiuti. La guerra dei mondi. Il coraggio che serve all'Europa, Natali Tocci. Da che parte pende Meloni, Marcello Sorgi. Truppe a Kiev, lite nel governo, Ilario Lombardo. E subito sotto, come ciliegina sulla torta, gnam gnam, ritorna la grosse coalition. Merz, il governo CDU-SPD entro Pasqua, il successo tra i giovani di Link e AfD. Te capì? Anche sulla Stampa in prima pagina Paolo Baroni ci ricorda: aiuti per le bollette, manca 1 miliardo. Il governo fatica a trovare la quadra sul nuovo decreto bollette e così la riunione del Consiglio dei Ministri attesa per stamattina slitta a venerdì, quando è previsto che sul tavolo del governo arrivi anche la nuova legge delega sul nucleare annunciata da tempo. A fronte di un pacchetto di misure che prevede un impegno superiore a 3 miliardi di euro, resterebbe infatti da trovare poco meno di 1 miliardo. Si stava profilando insomma un decreto più gracile del previsto, così quest'oggi il quotidiano La Stampa, che all'interno ci ricorda nell'analisi con Uschi Audino da Berlino che oggi ci sono 2 Germanie, le 2 Germanie, si intitola così questo articolo che ben mostra com'è la disposizione del voto in Germania. I giovani votano AfD e Link, gli adulti i partiti tradizionali. Nell'ex DDR dilaga la destra, a ovest resiste SPD. Il voto di domenica mostra un paese spaccato a metà a livello geografico e generazionale. Se ne parla questa mattina sul quotidiano La Stampa, che poi ricorda naturalmente Salvini sfida Tajani, AfD non è estrema, Fratelli d'Italia sugli scudi, Forza Italia sugli scudi, inconciliabili con noi. Intanto Meloni sente Merz e Schlein rilancia: ha prevalso il senso di insicurezza, ma la destra non è imbattibile. Il quotidiano La Stampa intervista quest'oggi Giulio Tremonti: giusta la grande coalizione, ma l'economia è da rifondare. L'ex ministro, ora Merz, può recuperare la leadership in Europa. I vertici di AfD sono politicamente radicali, ma i loro elettori no. Interessante intervista quest'oggi sul quotidiano La Stampa, che poi ricorda anche con l'intervista a Don Mattia Ferrari: io spiato perché aiuto i migranti, solidarietà considerata sovversiva. Il cappellano di bordo di Mediterranea nella lista delle persone controllate con lo spyware di Paragon. Non mi ero accorto del messaggio di Meta che mi avvisava, l'ho scoperto ora e chiedo che sia fatta chiarezza. Infine, sempre sulla Stampa, ma a pagina 17, ragazzi che uccidono. In Italia gli omicidi sono diminuiti del 33% in 10 anni, ma negli ultimi 12 mesi sono triplicati quelli commessi dai minori. E vedrete quando si andrà a vedere anche negli ultimi mesi. L'economia, bollette, il decreto slitta, Meloni striglia i ministri, serve 1 miliardo in più. Questa è l'ultima segnalazione dal quotidiano La Stampa.
Apro le linee allo 0292947222. Nel frattempo vado in prima pagina sul quotidiano Libero, che mette la rosicata di Macron a Washington, Trump, Georgia, leader forte, ma al suo interno c'è l'intervista a Matteo Salvini. Lega pronta all'alleanza con AfD. Si va a pagina 8. Per salvare l'Europa coinvolgiamo AfD. Il leader della Lega dice no ai cordoni sanitari, portano male a chi li fa, e invita i patrioti a dialogare con Weidel e con le forze non di sinistra. Crollo Dem, i socialisti hanno perso eppure sono già in cerca di poltrone. Il 2025 per Matteo Salvini sarà un anno importante, scrive Fabio Rubini oggi su Libero, soprattutto in chiave internazionale, dove con la Lega e l'appoggio dei patrioti punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Le elezioni in Germania pongono due temi principali. Il primo è capire se il crollo dei socialisti e l'affermazione della CDU-CSU riusciranno a dare alla politica tedesca e di rimando a quella europea una visione meno ideologica e più pragmatica. Lei che ne pensa? Risponde Matteo Salvini. A mio avviso il voto tedesco, con una partecipazione altissima, lo ricordiamo più dell'80% ragazzi, è stato un voto di rivolta contro la cattiva politica che ha guidato non solo Berlino ma anche l'Europa, con un accordo tra popolari e socialisti che ha portato al disastro economico attuale. I tedeschi hanno alzato la voce contro le ecofollie che hanno squassato l'automotive, contro l'immigrazione di massa, contro la guerra a oltranza. Se CDU e socialisti pensano di fare finta di niente andando al governo confermando un inciuccio fallimentare, non faranno il bene dell'Europa. Il voto di AfD, scelta da tantissimi giovani, è un voto di speranza, un voto che guarda al futuro. Matteo Salvini intervistato quest'oggi sul quotidiano Libero. 0292947222. Chi vuole parlare con me ora lo può fare. Pronto? Ciao, sono Marco da Mantova. Buongiorno Marco. Allora, se non si è ancora capito, il Make America Great Again, rifacciamo grande gli Stati Uniti, per Trump equivale a fare l'unica cosa che può fare, far ripartire i commerci. E per far ripartire i commerci bisogna stoppare la guerra, innanzitutto in Ucraina, perché quando ci sono guerre i commerci non ci sono. E in secondo luogo i dazi. A cosa servono i dazi per Trump? Fare in modo che arrivino meno merci negli Stati Uniti dall'estero, soprattutto quelle che possono essere prodotte in patria. Quindi riportare in patria quelle aziende che sono espatriate con Biden e con Obama. L'Europa questo non l'ho ancora capito, oppure per una questione ideologica non vuole capirlo. E quindi noi stiamo andando nella direzione opposta, verremo spazzati via, perché te lo ha dimostrato quello che sta accadendo in Germania. Chi ha il potere? I popolari ai quali Forza Italia è legata a doppio filo e i socialisti, dei quali il PD è forza importante e costituente. Questo non lo possono fare, non possono andare con Trump. E te lo ha detto qualche giorno fa anche la cavaliera, la signora Berlusconi, che sta acquistando una televisione in Germania molto importante, quindi lei deve rimanere bloccata in Europa, perché altrimenti perdi tutti gli interessi che ha in questo continente e in questa Unione Europea. Autarchia, dobbiamo ritornare a produrre ciò che possiamo e ad estrarre ciò che abbiamo, quello che invece il governo socialisteggiante della grande coalizione di Ursula ci vuole impedire di fare, altrimenti verremo spazzati via. Ciao Sammy, grazie. Grazie a te. Ricordate che alle 9:40 questa mattina arriva Claudio Borghi Aquilini, sarà in diretta sulla nostra radio. 0292947222. Chi vuole parlare con me chiami in questo momento, le linee sono aperte e libere, così sembra, quando fa così di solito vuol dire che sono saltate. E intanto i WhatsApp. Se fossi più giovane penserei veramente di andare a vivere dove si sta meglio e più tranquilli, cioè via dall'Europa. I 3 milioni trovati da Giorgetti non servono per le bollette e per la Meloni, servono a
Zelensky. Mamma mia, no dai, è per quello che si è arrabbiato Giorgetti, dici? Salve caro, comunque sono delle gattine e una di esse dovrebbe essere Katia. Saluti da Enzo. Non conosco Katia. Vorrei tanto essere spiato, ma non mi caga nessuno. Sarò normale? Secondo me ti spiano, ma non lo sai ancora. Non hai ricevuto il messaggino di Meta? Lorenzo da Como, buongiorno Sammy. Quando essere spiati erano esponenti di destra, allora si parlava di diritto di cronaca e tutto era lecito. Quando ora gli spiati sono di sinistra, allora è attacco alla democrazia. Spiegami tu come funziona. Da far leggere al senatore Borghi, va bene, poi lo leggiamo. Ieri in Danimarca è stato ricevuto con tutti gli onori un eroe della nazista Azov, un vero nazista. Tajani vive in un altro mondo, infatti il deputato, purtroppo il messaggio è poco letto, nel senso che non si capisce proprio. C'è un messaggio anche audio, sentiamolo sul cursore. Volevo dirti un'informazione che ho ricevuto da Radio Libertà, dal Guido Canacca. Il prezzo del gas influenza anche il costo dell'energia rinnovabile, ovvero l'energia rinnovabile che viene venduta è sempre e comunque legata al prezzo del gas. Penso un po' quanto ci prendono per il culo. Solo questo. Grazie. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Ciao Sammy, sono Luca da Colico. Oi Luca. Io volevo far notare, anche se oggi a onor del vero il Corriere lo scrive in prima pagina, che il voto tedesco mi ha molto impressionato per una cosa. AfD ha trionfato nella Germania Est, nell'ex Germania Est, cioè praticamente tutta la Germania Est ha votato AfD. E la cosa conferma la mia teoria. Nel momento in cui, voi sapete che la Germania Est, l'ex Germania Est, è tutt'oggi una zona del paese della Germania che ha meno risorse economiche, cioè la gente meno ricca lì, malgrado sia stata la riunificazione. E quindi le zone meno ricche, quelle che si sentono più minacciate da quello che Marx chiamava l'esercito industriale di riserva, cioè manodopera a basso costo proveniente da paesi extraeuropei, ha votato in maniera compatta AfD, e questo non mi sembra una cosa da poco. E niente, volevo solo sottolinearlo e chiedere la tua opinione in merito. Grazie carissimo. Guarda, io mi astengo, tengo il gettone per le 9:40 quando arriva Claudio Borghi Aquilini, perché è significativo certamente. Intanto su Libero scrive la sinistra finisce caput, ma mezzo PD festeggia, l'altra metà si vergogna, cortocircuito compagni. In Germania socialisti battuti da quelli che i Dem hanno definito nazisti, l'Asline, il voto dimostra che la destra si può sconfiggere, Bonaccini zero scuse, Bonelli contro Musk, la Stampa ha vinto la lesbica, ricordiamolo, la Stampa la chiama la lesbica, l'amica di AfD. Mamma mia che faccia incazzata che c'è la Slane qua. 0292947222, a voi la parola. Pronto? Pronto? Sono in linea? Buongiorno Sammy. La lesbica, ce ne abbiamo altre di lesbiche anche in Italia, quindi non credo che questo possa fare scandalo. Ma sei di sinistra che... non importa, sei di destra la chiamano, la indicano la lesbica, capito? Questo per rispettare le differenze e i più deboli. Vabbè, volevo dire che Forza Italia, Tajani è una marionetta che deve recitare il suo ruolo, e il suo ruolo è quello di difendere gli interessi della famiglia Berlusconi, che ha tutti gli interessi a tenersi buona l'Europa per le sue televisioni. Degli interessi dell'Italia credo che se ne faccia poco, perché l'Italia oramai per loro credo che rappresenti solo una parte del business. Gli è servita per farlo, però oramai poi oltretutto quelle televisioni sono un bel esempio di cultura e di buon comportamento. Io credo che i guai che abbiamo con la gioventù eccetera siano dovuti anche all'educazione impartita dalle loro trasmissioni, ma questa è un'opinione personale.
Grazie, gradirei il tuo parere. A presto. Grazie caro, e non posso che essere d'accordo, ma preferisco far parlare voi. 0292947222, ne abbiamo di responsabilità ragazzi, ma c'è anche a pagina 14 di Libero, anche qui c'è il libro di Veltroni in classe. Il caso arriva in Parlamento, regalato dal sindaco Dem, interrogazione del leghista Sasso sul volume distribuito in una scuola del Milanese, il PD, scelta dei docenti, si muove l'ufficio scolastico, l'ennesimo tentativo del PD di indottrinare bambini piccoli nelle scuole. Erano scuole elementari, Veltroni alle elementari, ragazzi, è una roba pazzesca. Molteplici punti controversi sul cattolicesimo che sarebbe privilegiato. I docenti hanno scelto il libro, non il sindaco. La Lega deve chiedere scusa. Un bel casino. A pagina 14 oggi del quotidiano Libero. 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, sono Ornella da Lecco. Quella. Ciao, senti, io voglio dire, vado su un altro discorso, voglio dire a Don Mattia e alla sinistra che chi entra a casa mia non è un migrante, è un clandestino. Chi ha orecchie intenda. Ciao. Grazie cara, è proprio sul quotidiano Libero, eccolo qua, il cappellano delle ONG Mediterranea, il prete dei migranti spiato da Paragon e l'opposizione non si dà pace. Don Mattia Ferrari ha ricevuto da Meta il messaggio di avvenuta intrusione nel telefono. Casarini ascoltato dalla polizia, Renzi attacca, Meloni spieghi di chi è la responsabilità. 0292947222, linee libere in questo momento, il più veloce entra in onda con me, ma intanto sono assediato dai vostri messaggi. C'è un altro audio sul cursore, sentiamo. Buongiorno, sono Pier dall'Emilia Romagna. Da concittadino di Ellis Line, che voglio ricordarvi che ha 3 passaporti ma parte da Bologna nelle sue vicende terribili, che il disaccoppiamento della bolletta che lei chiede non è possibile perché deve avere una procedura a cui dà l'ok l'Unione Europea. Questo lei non lo dice, che sarebbero mesi e mesi dopo l'approvazione di un qualunque decreto. Secondo, un gestore unico d'acquisto è contrario al mercato dell'Unione Europea. Allora la signorina Ellis Line ci dovrebbe dire se ha capito bene come funziona sta cazzo di Unione Europea, o se vale solo per certe pippe, o se quando uno Stato potrebbe decidere una cosa e deve essere vincolato. Insomma, siamo alla solita. Vi faccio un altro esempio molto carino. La mitica CGIL di Landini sta impedendo la firma di diversi contratti del pubblico impiego, dove ci sarebbero degli aumenti freschi e disponibili e rischiano di essere persi. Loro cosa vanno a dire in giro? Che è il governo che non li dà. Mi rendete conto che questi bugiardi cercano di fregare la gente? Ciao. Ciao, buongiorno, fanno il mestiere dell'opposizione. D'altronde, certo, tutti ci abbiamo pensato, è il gestore unico nell'energia, c'era anche prima, e l'Europa ci ha obbligato a liberalizzare, e quindi che facciamo? Usciamo dall'Europa? Per molti sì, ma per il PD non mi pareva fosse la soluzione. 0292947222, pronto? Ciao, sono Giorgio da Monza. Quella. Allora, volevo consigliare agli ascoltatori di Radio Padania, se vogliono capire come mai hanno votato in massa nella Germania, ex Germania dell'Est, per i partiti di destra, cioè per l'AfD, di andare su internet o di comprare il libro del signor Vladimiro Jacquet, che si intitola Anschluss. Anschluss in tedesco vuol dire annessione. È un libro che lui illustra anche in queste conferenze, che dovrebbero esserci ancora su YouTube, che l'annessione che è stata compiuta dalla Germania dell'Ovest verso la Germania dell'Est è stato un vero e proprio saccheggio che è durato anni, con licenziamenti di massa, vessazioni dei lavoratori. Hanno fatto fallire fiori di industrie e hanno praticamente sfruttato i tedeschi dell'Est come
se fossero quasi un popolo straniero, neanche i loro concittadini. Quindi ripeto, Vladimiro Jacquet, il libro si chiama Anschluss e si può trovare comunque delle conferenze dell'autore su YouTube. Buona giornata. Grazie per queste informazioni. Sto per andarmene, ma prima voglio mostrarvi l'ultima segnalazione. Merita. Faccela vedere, Francè, a pagina 15 del quotidiano Libero, Delirio Rosso, Ischia celebra Lenin, aiuterà il turismo. Il dittatore russo è stato in vacanza nell'isola nel 1910 e ora l'amministrazione lo omaggia. Comunisti pronti al tour. Il volto di Lenin, padre della rivoluzione d'ottobre che portò alla creazione dell'Unione Sovietica, ispiratore di numerosi partiti comunisti in giro per il mondo, è incastonato tra le pietre di un muretto con tanto di targa commemorativa. Museo archeologico di Villa Arbusto, Lacco Ameno, versante nord-ovest di Ischia. Non dico altro, certamente se siete fan di Lenin o siete del PD, una bellissima segnalazione per andare a festeggiare a pagina 15 del quotidiano Libero, ma d'altronde se vai a Bologna ce ne sono di quartieri interessanti, vero? Ci fermiamo, Sammy Varin qui vi ringrazia, grazie a Francesco in regia, ma è una minaccia, io ritorno molto presto alle 9:40, arriva Claudio